Rieccoci con il Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il primo cittadino di Padova Sergio Giordani. Stiamo ricapitolando questo ultimo anno di opere per Padova e con uno sguardo al futuro. Da questo punto di vista, Sindaco, lei subito prima della pubblicità ha toccato il tema dell'Interporto, che tra l'altro lei conosce anche abbastanza bene, devo dire. Allora, senta, ci prendiamo una brevissima pausa, nel senso che le faccio vedere questo servizio perché l'Interporto compie 50 anni. Ed è un'altra realtà importante, soprattutto dal punto di vista economico, per la città di Padova. Allora, guardiamo questo servizio sull'Interporto, poi ho alcune cose importanti da chiederle. Interporto Padova, uno dei principali interporti italiani, festeggia i 50 anni dalla costituzione della società pubblica partecipata da Comune, Provincia e Camera di Commercio di Padova. Per l'occasione l'impresa si dota di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 1 megawatt di energia che permette di alimentare le gru a portale e le altre strutture del terminal, oltre alla ricarica dell'accumulatore destinato a conservare l'energia non consumata per un successivo utilizzo. Grazie a tale impianto l'energia elettrica necessaria al terminal sarà autoprodotta e allo stesso tempo l'intera attività logistica sarà più pulita e sostenibile, nel segno dell'efficienza e del rispetto dell'ambiente. Un'innovazione che trova il plauso del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'Italia fino a oggi ha il 2/3 della propria energia che provengono da carbone, ci sono ancora centrali a carbone, da petrolio, termoelettriche a petrolio e gas. Naturalmente l'obiettivo che abbiamo ed è l'obiettivo programma del governo e inserito nella programmazione energetica è quella di far crescere le rinnovabili ribaltando questo rapporto, facendo in modo che al 2030 ci siano 2/3 di rinnovabili e 1/3 di fossili e che il fossile rimanga solo il gas. Ma torniamo all'Interporto di Padova. Oltre al nuovo impianto di accumulo, altro fiore all'occhiello sono anche le 5 gru elettriche a portale per la movimentazione di container e semirimorchi e i binari di carico e scarico lunghi 750 metri. Ma noi praticamente siamo collegati con tutte le rotte internazionali perché andiamo dal nord con l'inserimento di semirimorchi, quindi andiamo in Germania, in Olanda e quindi con Rotterdam abbiamo collegamenti quotidiani. Oltre al fatto che Genova è collegata con gli Stati Uniti e col Far East, ma lavoriamo con il porto di Trieste, lavoriamo con Bari, con il Gioia Tauro, quindi la nostra è una interconnessione internazionale perché è quello che si richiede il tessuto economico del nord-est. Coniugare efficienza, sostenibilità e rispetto dell'ambiente resta l'obiettivo anche per il futuro. Quello che abbiamo in cantiere e che stiamo sviluppando è la nuova automatizzazione totale del terminal, vale a dire l'impatto di carico e scarico e la movimentazione sui terminal sarà tutta automatizzata e da una control room dove si verifica che tutto che avvenga in maniera corretta, senza operatori sul terminal, quindi con una innovazione anche di sicurezza per il personale. Non sembra invece essere contemplata l'idea di completare la realizzazione dell'idrovia per favorire il trasporto merci fluviale, riducendo il trasporto dei container su gomma. Ma ci chiediamo, ha senso lasciare incompiuta questa grande opera? Non si potrebbe aggiornare il progetto ai tempi e alle nuove esigenze anche in chiave green? Domande a cui cercheremo di rispondere nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Quanto è importante, Sindaco, per una città come Padova un interporto di questo tipo, di queste dimensioni, di questa mole di movimentazione? Non per Padova, penso per la Regione Veneto. Pensate, fa 8.200 treni all'anno, ogni treno porta 5-6 container. Pensate che traffico toglie da strada, autostrada, in maniera incredibile. È il primo interporto d'Italia, è società pubblica. E pensate che fa utile, in continuazione investe, in continuazione fa investimenti importantissimi sotto l'aspetto tecnologico, automazione, veramente è una società in cui è chiaro che se non sarà pubblica e gestita bene dà risultati, perché c'è sempre il giochino, se è pubblico non funziona, questo è pubblica, in cui la maggioranza è proprio del comune, del PS
Camera di Commercio, per cui è provincia, è gestita in maniera totale benissimo. C'è un manager importante, a partire dal direttore, ma un gruppo di persone che lavorano in squadra, che fa delle scelte eccezionali. Guardate, mi sono molto affezionato, sono stato 7 anni lì, l'insegnamento non volevo neanche andare, poi ho imparato un sacco di cose. Devo dire che mi sono anche, tra virgolette, come dico sempre, divertito. Sono molto affezionato. Ogni tanto scherzando, dico, passo di là, dico al mio assistente, non dare il gru a portare. Bellissima, ma la gente non capisce magari queste mie cretinate, però veramente garantisco che è una soddisfazione vedere come lavora questa azienda, ma anche sotto l'aspetto dei trasporti. Una volta ci impiegavamo un sacco di tempo a entrare e scaricare, adesso massimo impiegano mezz'ora, pensate, tutto automatizzato e nel futuro sarà tutto automatico. Una grande azienda che fa la differenza non solo per Padova, di cui è orgoglioso, bisogna essere orgogliosi, ma per tutto il Veneto, per tutta l'Italia. Trasporta, guardate che roba, un sacco di container. Vuol dire, noi purtroppo dobbiamo investire, no purtroppo, bisogna investire su queste, non solo in Padova, tutta l'Italia. Vuol dire, abbiamo un incidente al 8% del ferro, tutto il resto è gomma. Vuol dire pericoli. Vuol dire inquinamento, vuol dire trasporti. Adesso sta funzionando, la ferrovia sta funzionando bene, bisogna investire sul ferro. Da questo punto di vista, secondo lei è definitivamente tramontato il progetto dell'idrovia, che parlava invece di un trasporto su acqua per arrivare fino a Venezia? L'idrovia è stata un'opera, non voglio giudicare nessuno a suo tempo con certe idee, ma sono passati troppi anni. Adesso non ha nessun significato sotto l'aspetto trasporti, ha un significato importante sotto l'aspetto acque, questo sì, perché vuol dire che può drenare sotto l'aspetto meteorologico quantitativi importanti di acque. Non c'è neanche, oggi le chiatte per trasportare container non passano neanche là, per cui non è possibile, però sotto l'aspetto meteorologico è molto molto importante, salvaguardia dell'ambiente, questo sì è importante. Poi, ho letto un preventivo che hanno ipotizzato per far sì che diventi veramente un'idrovia nel senso stretto del Time 500 milioni, è impossibile. Sono insostenibili. Diciamo. Insostenibile. La Regione sicuramente, l'Europa non ha mai considerato questo progetto, anche perché la stessa funzione può fare una linea ferroviaria da Venezia a Padova, perché è molto. Il tema però insomma di ridurre gli spostamenti su gomma, come diceva anche lei, è assolutamente fondamentale. Assolutamente importante, sicurezza, inquinamento. Ma non ce l'ho con i trasportatori, ma veramente se andiamo sulla 4 sono solo camion, non è possibile. Dall'8% abbiamo 8% via ferro, bisogna assolutamente passare come altre città, altre nazioni che spesso volentieri fanno un'incidenza doppia della nostra, bisogna passare come mentalità. Pensate il trasporto in Italia, pensando dal sud al nord, veramente un disastro, sotto l'aspetto, bisogna passare al ferro a tutti i costi. Cambiamo opera e parliamo di un'altra opera che credo la faccia molto felice, ossia l'ospedale di Padova. Un maxi progetto, 2 poli da 900 posti, un'opera attesa da tantissimi anni, da decenni, insomma negli ultimi anni tra Comune e Regione, insomma anche con una buona visione di intenti, unità di intenti, siete riusciti a mettere un tassello importante per la realizzazione del nuovo ospedale di Padova. Perché quando sono arrivato avevo un'idea diversa inizialmente, campagna elettorale dicevo altre cose. Poi parlando con il Presidente Zaia abbiamo trovato un accordo in 6 mesi. Saranno fatti 2 poli, uno di Giustiniani e l'altro a Padova Est. Giustiniani sarà fatto pronto soccorso nuovo, c'è già il progetto, pediatria, stanno già facendolo, ospedale mamma bambino. Sarà battuto il policlinico, ovviamente resta, il monoblocco viene abbattuto, diventerà un parco bellissimo con 900 posti letto. Mentre Padova è pronto soccorso, cosa importante, nuovo, Gallucci resta, ovviamente per una struttura operativa, ma tutto il resto sarà abbattuto, diventa un parco. Padova Est sarà specialità, trapianti, per cui avremo un po' da 1800 posti a livello europeo. Noi abbiamo dei medici eccezionali sotto l'aspetto ospedaliero e penso che tutti che hanno avuto modo purtroppo di utilizzare l'ospedale penso siano soddisfatti, e per cui avevamo
medici di altissima qualità senza avere strutture, per cui va fatto assolutamente, è già finanziato, saranno via velocissimamente, ringrazio il direttore Don Giuseppe Dabè, sta andando via veloce, per cui avremo la soddisfazione di avere un ospedale 6-7 anni, 8 anni, 2030 dovrebbe essere, e quando sarà terminato Padova Est verrà battuto, non prima ovviamente, ma sarà veramente la qualità della città aumenterà ulteriormente. Sindaco, siamo quasi in chiusura, non mi sono dimenticato di due tasselli importanti per la Padova del futuro, vale a dire il progetto del tram e la nuova questura. Ovviamente li abbiamo messi un po' in secondo piano, ma perché ormai ne stiamo parlando veramente tanto, quasi quotidianamente, però so che voi come amministrazione, lei in prima persona, ci tenete molto a entrambi i progetti, però visto che insomma siamo a ridosso delle vacanze estive e che insomma poi diciamo che a settembre comincerà, per così dire, una nuova stagione sotto tutti i punti di vista, le chiedo cosa si sente di dire ai cittadini padovani in previsione del futuro, in previsione della Padova del futuro, e soprattutto magari da settembre 2023 a giugno 2024 dove vuole mettere il massimo delle risorse dal punto di vista dell'impegno, dei progetti e quant'altro. E intanto chiedo a tutti i cittadini che siano pazienti, perché Padova diventerà un cantiere, non solo per quanto riguarda il Comune, ma per quanto riguarda l'università, per quanto riguarda la Regione e il Comune. Saranno fatte, pensate, 2 ospedali, 2 linee di tram, una questura, la cella, la stazione, l'alta velocità, Borgo Maio, veramente diventerà un cantiere. Qui i miei concittadini saranno arrabbiati. Già adesso con i sottoservizi stiamo chiudendo le strade, però devo dire che adesso comincerà anche una campagna di comunicazione importante per informare i cittadini. Anch'io mi arrabbio quando arrivo a una strada chiusa, non lo sapevo, bisogna informare. Siamo leggermente in difficoltà su questo, però anche l'assessore Michalisi ha fatto un'app in cui uno può ovviamente chiedere quali sono i lavori in quel momento attivi. Non è facile, vi garantisco. I sottoservizi sono importanti, approfittiamo delle linee di tram anche per mettere a posto le fognature, le condotte idriche, la fibra, qualsiasi cosa mettiamo a posto. Per cui sarà un grosso vantaggio per la città. Però chiedo pazienza perché la gente si arrabbierà molto. Quando pensiamo di passare il tram via Morgagna, senza tagliare gli alberi, tranquilli, la gente si arrabbia sicuramente perché vuol dire fare altri giri, però se vogliamo che Padova sia diversa, che Padova sia veramente una città europea, io dico che bisogna portare pazienza, lavorare, stare tranquilli 3-4 anni, dopo vedrete una città diversa, non perché è merito mio, perché è merito della collettività. Tutti insieme facciamo grandi cose. Tra il 2030 sarà, mi ricordo che siamo una delle 100 città europee che hanno incentivazione per non inquinare entro il 2030. Anche quella è una bella sfida per Padova. Ne abbiamo tantissime, è la capitale dello sport europea. Penso che è una città in movimento in maniera eccezionale. Senta, ma a settembre, quando tornerà dalle ferie, il primo dossier che prenderà in mano, oppure la prima domanda che farà ai suoi tecnici comunali, a che punto siamo, quale sarà? Un direttore generale nuovo, in cui l'ho subissato il primo mese di fai questo per favore, poi in difficoltà, per cui difficoltà nel senso attualmente tante cose da fare, non c'ho una priorità, sono tutte priorità, bisogna fare tutto quanto, non c'è alternativa, non possiamo perdere un euro dei 500 milioni del PNR, per cui questi sono vitali e sono convinto che faremo bene, portate pazienza, io cercheremo di spiegare, sacrifichiamo qualche anno come viabilità, però Padova cambierà in tutto e per tutto, penso con grande soddisfazione. Io ricordo ancora quando sono tornato da Roma che sono stati capitale UNESCO. Io ero orgoglioso ovviamente per parlare al mondo per 2-3 minuti di Padova, è stata una cosa incredibile, mai mi sarei sognato a cosa. Ed era sabato, sono tornato domenica, facevo un giro in bici in centro, c'era gente che abbassava il finestrino col fazzoletto, cioè era orgogliosa della città, non è un aspetto politico, è un aspetto orgoglio della città. Io penso che tutti i padovani siano orgogliosi di questa città, io per primo.
Grazie e buona estate al sindaco di Padova Sergio Giordani, grazie ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici per averci seguito nel corso di tutta questa edizione del Sindaco Risponde. Ovviamente rimanete in compagnia dei programmi del gruppo editoriale TV7, dopo di noi arriva TV7 Comuni, il nuovo format di TV7 dedicato ai primi cittadini del territorio. Ospite nei nostri studi questa sera sarà il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro, alle 21 poi torna come tutti i martedì sera TV7 con voi, con Elena Cognito, a seguire in seconda serata l'appuntamento con il cinema e con il film di fantascienza Existence. Allora davvero a tutti voi l'augurio di una buona serata, arrivederci. Buona serata.